Alla luce degli ultimi fatti violenti che stanno caratterizzando quest'estate iesolana, l'assessore regionale Calzavara, già sindaco di Jesolo, non crede che l'arrivo del nuovo supporto di 25 tra militari dei Carabinieri e Guardie di Finanza possa essere sufficiente per contrastare la criminalità. Rilancia così invece. Ho la sensazione che non dotare in pianta stabile il commissariato di Jesolo di un numero di persone, soprattutto nel periodo invernale e primaverile, tale da controllare il territorio e di comprendere quelle che sono delle dinamiche anche di insediamento di un certo tipo di criminalità, non sia corretto. Un lavoro quindi di prevenzione piuttosto che di repressione affinché ci possa essere un continuo presidio della città balneare anche nei periodi invernali. Io credo che ci sia assolutamente bisogno di presenza sul territorio, quindi c'è la necessità che gli aggregati estivi siano in numero sufficiente a quelli che sono i bisogni di una località che poi arriva fino a Cavallino, quindi sono assolutamente insufficienti quelli che ogni anno vengono stanziati. Mi piacerebbe che ci fosse un potenziamento di quello che è la capacità di investigazione, di prevenzione del personale della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che sarebbe assolutamente capace di intervenire in maniera preventiva. Jesolo arriva ad accogliere oltre 200.000 persone in estate fra turisti e residenti, guadagnandosi così il podio di città più grande del Veneto. Secondo il sindaco De Zotti, le attuali forze dell'ordine riescono a garantire la sicurezza in città, grazie anche ad una serie di provvedimenti antiviolenza, come la chiusura di 3 accessi al mare da Piazza Mazzini alla sera per tutti i weekend d'agosto, incluso Ferragosto. E al netto di alcuni episodi gravi e che non sottovalutiamo ma che sono assolutamente sporadici, la stagione sta andando molto bene, la sicurezza in città è garantita, riteniamo che Jesolo sia sicuramente una destinazione sicura per i turisti.